Siamo stati fortunati che nessuno era in cimitero in quel momento e quindi non ci sono stati danni a persone, ma a cose, nel senso che, alcune tombe sono state colpite appunto dalla lamiera. Un vortice d'aria, quasi una mini tromba d'aria, ha sollevato e scaraventato a terra una parte della copertura nell'ala ovest del cimitero comunale di Prade a Belluno. È accaduto durante il fortunale che nel pomeriggio ha scaricato acqua, grandine e vento. È durata una manciata di minuti, ma tanto è bastato. Dall'assessora Lorenza De Cunovic la rassicurazione che i cittadini proprietari delle tombe danneggiate dalla copertura in lamiera saranno risarciti. È probabilmente il danno più rilevante causato dalle piogge delle scorse ore che hanno sconfinato dalle Alpi attraversando longitudinalmente il Bellunese. Se al mattino l'aria a tutte le quote è parsa immobile con i termometri rimasti sotto la soglia dei 30 gradi ma con un tasso di umidità soffocante, nel pomeriggio il cielo ha cambiato volto. Le nubi hanno preso rapidamente possesso delle Dolomiti e in pochi minuti il caldo afoso ha lasciato spazio alla forza del temporale. Pioggia intensa, raffiche di vento e in Comelico, sul Lauronzano e in quota a Cortina una grandinata violenta con chicchi grandi come noci capaci di imbiancare strade e prati nel cuore dell'estate. I temporali si sono abbassati fino a lambire la Val Belluno, Ponte nelle Alpi e Belluno soprattutto, per poi spostarsi sulle Dolomiti friulane. È il volto più estremo di un clima che passa, nel giro di poche ore, dall'afa opprimente alla violenza dei fenomeni atmosferici. Se da una parte il temporale ha riportato un po' di sollievo abbassando temperature e umidità, dall'altra ha ricordato ancora una volta quanto questi episodi possono essere improvvisi e intensi. Secondo i previsori di ARPAV il tempo resterà a tratti instabile anche mercoledì, con rovesci e temporali in estensione alla pianura, con probabili fenomeni intensi.